Prego. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti e grazie per avermi invitato. Io mi chiamo Luigi Grillo, che di questi tempi mi pare che va anche di moda, e sono di Conegliano, faccio l'imprenditore e credo che questo interessi poco, e mi riallaccio a questo per dire che il nostro movimento dovrebbe un po' aprirsi anche ad altre figure, perché io sono un po' preoccupato perché siamo troppi imprenditori, troppi liberi professionisti e naturalmente i voti non vengono solo da queste categorie, ma se vogliamo diventare un partito con 2 cifre dobbiamo anche aprirci ad altre figure. Perché mi sono candidato? Direi che sono un candidato anomalo, un candidato che viene dalla base, un candidato che viene dai tesserati, uno di voi. Qualsiasi di voi potrebbe fare quello che ho fatto io. Ho fatto anche campagna elettorale perché ero un candidato alla Camera nella mia zona di Treviso, quindi anch'io ho fatto gavetta, come si suol dire, come tanti di noi abbiamo fatto gavetta, abbiamo fatto gazebo, abbiamo fatto con la pioggia, con la neve, con il freddo e soprattutto con tanta passione e tanta voglia e soprattutto con una grande idea di questi famosi nostri 10 punti che in un paese come il nostro non si era mai verificato prima d'ora. Un movimento che faceva dei suoi principi e della sua moralità la base per poter partecipare ad una nuova idea, ad un nuovo progetto per l'Italia. Io sono sempre stato di quelli che pensava in grande, che aveva un'ambizione che finalmente un partito, che io non l'ho mai chiamato partito perché mi dà proprio noia, mi dà fastidio chiamarlo partito. Lo vorrei chiamare movimento e continuerò a chiamarlo movimento perché un movimento non è mai fermo sulle proprie idee, cammina nel tempo, si evolve, trova soluzioni ai problemi della gente, ai problemi di quella gente che tutti i giorni fa fatica a sbarcare il lunario, a tutta quella gente che ci mette del proprio per portare avanti la famiglia. E qui vorrei spendere 2 parole per la mia categoria, nel senso di dire che dobbiamo risolvere i problemi perché abbiamo tantissima gente che si toglie la vita, ma non perché si vergogna, perché non riesce ad avere un futuro. E quindi noi dobbiamo pensare soprattutto a come risolvere i problemi della gente e cominciare a parlare in positivo e non trovarci all'interno con diatribe e attacchi inutili, sterili, che non hanno senso. Dobbiamo finirla, dobbiamo creare sintesi, dobbiamo creare squadra, dobbiamo diventare sereni, perché è questo che vuole la gente. Ed è per questo che questa sera non ci sono tante persone, forse perché, come si dice dalle mie parti, siamo troppo baruffanti. E quindi io vi invito e faccio l'invito anche a Filippo, all'altro Filippo, di abbassare i toni e cominciare a dialogare e cominciare a cercare di risolvere i nostri problemi, che sono problemi organizzativi per quanto mi riguarda. La mia idea qual è? La mia idea è di creare una leadership di persone competenti, perché all'interno dei nostri tesserati, e guardate bene che uso il nome tesserati e non comitati, perché dobbiamo dare importanza alle persone prima che alle organizzazioni.
Abbiamo tantissime competenze di alto livello e noi dobbiamo sfruttarle queste competenze. Oltretutto sono tutte competenze a 0 lire e magari sono anche e diventano anche più importanti perché hanno anche passione oltre alla professionalità. Quindi il mio compito è quello di trovare una squadra, cercare di gestire una squadra, cercare di farla lavorare per il bene del movimento e consentirti una volta per tutte che il Veneto finalmente possa contare qualcosa. Ma contare in che termini? Io non voglio andare a Milano a sbattere i pugni sul tavolo, non mi interessa sbattere i pugni. Io devo andare a Milano perché il Veneto esprime competenze, esprime idee, esprime personalità. Devo andare a Milano e dire: queste sono le mie idee e questi devo decidere insieme a voi, e non devo andare a Milano a condividere come stiamo facendo da molti anni a questa parte. Un altro sogno che mi sono pubblicato sulla mia pagina Facebook è quello che ho fatto il manifesto Fare e mi sono scritto squadra sotto, perché noi abbiamo bisogno di una squadra all'interno del nostro movimento. Non abbiamo bisogno di personalismi, non abbiamo bisogno di campanilismi, abbiamo bisogno di una squadra coesa che finalmente dimostri il suo valore all'interno di un movimento come il nostro, dove ci sono tantissime persone di alte competenze e soprattutto che hanno tantissime idee. Un altro sogno è quello di dire: il Veneto ci sono 7 province. A me piacerebbe un colore unico, non 7 colori, un colore unico. Quindi la mia presidenza è sicuramente inclusiva di tutti, dove tutti possano partecipare, dire la loro e possibilmente senza alzare la voce. Quindi io chiedo a voi tutti un voto per contare. Grazie. Scusa, il mio apporto è per un mio carissimo amico che penso che abbia delle idee, anche se qualche volta magari si incazza un pochino, però diciamo che è un mito per quanto riguarda le idee, che è Michele Bodrini.